F Motori a Auto Moto d'Epoca a Padova. Siete pronti per scoprire dei veri gioielli in questa fiera? Seguiteci. Le telecamere di Telefriuli presenti alla 39esima edizione di Auto Moto d'Epoca, uno degli appuntamenti internazionali di riferimento per gli appassionati di motori e della più vasta cultura legata all'automotive, ospitata dal 20 al 23 ottobre nella Fiera di Padova. Oltre 5.000 auto storiche, mostre, ricambi originali, accessori, abbigliamento e chicche per il collezionismo che richiamano a Padova amatori, professionisti del settore e il grande pubblico. Grande fenomeno attorno alle mostre che rendono omaggio alla cultura, alla tradizione e alla storia dell'automotive. La mostra Ferrari Classiche, i gioielli del museo Enzo Ferrari di Modena, la fondazione Gino Macaluso con l'auto storica con The Golden Age of Rally, le grandi sfide, esposizione inedita nel panorama internazionale, ammirando tra tutte la vettura più rappresentativa della sua collezione, la Lancia Stratos con livrea all'Italia e la BMC Mini Cooper S, la Lancia Fulvia HF numero 14, l'auto simbolo della leggendaria vittoria di Sandro Munari nel 1972 e la protagonista dello stand ACI storico. All'ACI Village è esposta invece la Ferrari 500 Mondial proveniente dalla collezione Righini, uno dei 30 esemplari costruiti tra il 1954 e il 1956 e così chiamata in omaggio dei 2 titoli mondiali di Formula 1 conquistati da Alberto Ascari. A Padova c'è anche Maurizio De Marco a presentare la sua Mitteleuropean Race maggio 2023. Sì, la Mitteleuropean Race quest'anno nel 2023 sarà organizzata dal 12 al 14 maggio. Il percorso è un percorso nuovo quest'anno e toccheremo tutte le 4 province del Friuli Venezia Giulia, quindi è un evento che coinvolge proprio tutta la regione e di questo noi siamo molto felici perché cerchiamo di dare un'immagine della regione molto, molto importante con i collezionisti che vengono da tutto il mondo. Anche lo scorso anno è stato un successo a livello di partecipazione, ma soprattutto tanti gioielli messi in mostra nella nostra regione in Friuli Venezia Giulia. E dici giusto Marco, effettivamente il nostro è un evento di altissimo profilo per quanto riguarda la partecipazione di vetture straordinarie e questo anche ringraziando l'Automobile Club d'Italia che organizza in Piazza Unità d'Italia durante la Mitteleuropean Race organizza il concorso d'eleganza Città di Trieste, dove vengono esposte 30 gioielli, praticamente autovetture uniche, preziosissime, importantissime, che vengono esposte e giudicate da una commissione di storici e di esperti e viene fatta una classifica in base alla tipologia di vettura che viene proposta. C'è già un percorso disegnato per quanto riguarda la prossima edizione, ancora in fase di studio? Ma diciamo in linea di massima il percorso si svolgerà con la partenza da Trieste, andremo in provincia di Gorizia con delle prove cronometrate sul Monte Calvario che è un must praticamente, poi dal Monte Calvario andremo prima a Percotto alla distilleria Nonnino e poi da lì proseguiremo fino a Villa Manin, a Spilimbergo, passeremo Pinzano al Tagliamento, speriamo di riuscire ad andare sul Monte Muris, che è un po' complicato per quanto riguarda le pendenze per le vetture degli anni 30 che purtroppo soffrono abbastanza le salite, e poi passeremo Fagagna, torneremo di nuovo sul Collio e rientro a Trieste, questo per quanto riguarda la giornata di sabato 13 maggio.
La domenica invece il percorso si svolgerà tutto quanto in provincia di Trieste, andremo in delle location bellissime con delle strade bellissime per arrivare in Piazza Unità, dove ci sarà l'arrivo della Mittel e le premiazioni del concorso d'eleganza Città di Trieste. AC Storico, siamo in un pezzettino di storia dell'automobilismo italiano. C'è anche la vettura con cui nel 1972 Munari e Manucci vinsero il 41esimo rally di Monte Carlo, appunto una Lancia Fulvia HF 1600, e questo è in occasione del 50° anniversario. C'è un grosso problema che molti non sanno di avere: l'appiattimento dello pneumatico. Spieghiamo cosa si può fare per risolvere questo problema. Allora, intanto, grazie della domanda. Il piatto del pneumatico sorviene appena dopo aver fermato la macchina e avviene in ogni caso sempre in qualsiasi condizioni. Semplicemente è un fenomeno leggermente empirico, perché deve tener conto di vari fattori che non sono stabili, ossia la temperatura del pneumatico, se uno ha come si dice, tirato sulla macchina e i pneumatici sono più caldi, se il suolo è molto freddo, eccetera, aumenta tutto questo piatto del pneumatico, ma avviene sempre. Voi avete trovato una soluzione a questo? In effetti, dopo varie ricerche, abbiamo trovato che utilizzando il prodotto che produciamo adesso, dal 2009, sono 12-13 anni che lo facciamo, abbiamo un prodotto che ovvia al piatto del pneumatico con un'efficienza del 95%. La 106 Rally è ovviamente un'icona sportiva per quanto riguarda salite, rally e quant'altro, ma sta diventando anche un'ottima young timer da tenere nel proprio garage e magari fare un'uscita domenicale un po' più sportiva e divertente. Come club siamo nati nel 2020, eravamo un piccolo gruppo di amici che pian piano sono diventati sempre più grandi e abbiamo radunato molti appassionati sia di 106 Rally ma anche 205, 309, quindi tutte le vetture sportive appartenenti alla Casa del Leone. Ovviamente con un'impronta sportiva, quindi principalmente XSI, Rally, Peugeot Sport, 106 Sport. Adesso ad oggi abbiamo circa 180 soci.